Il marito di Marianna Bello, Renata Salamone, interviene oggi affermando: grazie a tutti, avete tolto tempo ai vostri cari per darlo a lei. Trovare le parole non è facile, ma le parole in questi giorni, quelle sincere, mi hanno aiutato tanto. In questi lunghissimi giorni ho sofferto come non auguro a nessuno e sto continuando a farlo in silenzio e con il cuore che mi strappa il petto. Oggi voglio ringraziare pubblicamente e tramite la stampa che ci è stata vicina alcune persone che non dimenticherò mai e che sono state famiglia senza guardare orari, togliendo tempo ai propri cari per darlo alla mia Marianna. Renato Salamone, marito di Marianna Bello, dispersa per ben 19 giorni e trovata senza vita domenica mattina lungo il fiume Naro a Cannatello, in una lettera pubblica ringrazia i soccorritori, le forze dell'ordine, le istituzioni, i cittadini che sono stati impegnati nelle ricerche. Il primo ringraziamento va a Francesca Roberto, dirigente della Polizia di Stato, e sovrintendente Raffaele Castaldo per esserci stati dal primo all'ultimo istante con delicatezza e schiettezza, perché hanno deciso di far passare Marianna per l'ultima volta sotto la Valle dei Templi che lei amava tanto nel tragitto tra quel luogo maledetto del ritrovamento e Favara. Ringrazio poi il comandante dei Carabinieri della Tenenza di Favara, Paolo Scibetta, che non si è mai sottratto al suo dovere, prima di uomo e poi di carabiniere, per le parole che ogni giorno ha avuto per me e per il resto della mia famiglia. Ringrazio la presidente di AICA, Danila Nobile, per tutto quello che ha fatto e per i mezzi che ha fatto arrivare a Favara già dal primo giorno. La ringrazio anche per il supporto morale che continua a darmi ogni giorno, anche telefonicamente a qualsiasi orario, e per la sua delicatezza nel cercare di farmi capire quello che ancora forse non mi è del tutto chiaro. Ringrazio anche, continua Renato Salamone, l'addetto di AICA Gabriele Terranova, che è entrato a far parte della nostra famiglia e che non ha mai fatto mancare la sua presenza fisica e morale durante le operazioni di ricerca. Ringrazio il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, e la moglie Enza per esserci sempre stati e per aver lottato e notte con noi. Non per ultimo voglio ringraziare Gaetano Faia, Gaspare Vecchio, Giovanni Bellavia e Amedeo Restivo, cugini, amici, fratelli, per me che notte e giorno sono stati svegli e attivi senza mai fermarsi e senza badare a nulla, cercando di strapparmi un sorriso. Ringrazio inoltre i vigili del fuoco, i volontari e le forze dell'ordine che hanno lavorato per riportare a casa Marianna e farla finalmente riposare in un luogo sicuro. Grazie a tutti, conclude il marito di Marianna Bello, quelli che ci hanno pregato e sperato. Adesso Marianna è a casa e un giorno saremo nuovamente tutti insieme felici.